Quella cuciniamo insieme ad Andrea. Oggi faremo un bianco mangiare alle mandorle. Curiosi? E allora? Amonin in cucina. Allora, la ricetta di oggi è una ricetta, si può anche dire tipicamente estiva, perché è molto fresca, ma nulla toglie di poterla tranquillamente assaggiare e gustare anche nei periodi invernali, autunnali o primaverili. Fondamentalmente, essendo un dolce molto fresco, si predilige più che altro usarlo e farne uso durante la stagione calda estiva. È un dolce che trae origini del sud Italia, esattamente proprio questa versione ha origini nella parte della Sicilia orientale, quella per capirci, per intenderci, Siracusa, Ragusa, Scicli, Noto, tutta quella zona di là fa questo tipo di bianco mangiare aromatizzato alla mandorla, perché è una tipicità di quel territorio. Solitamente nel resto della Sicilia si usa mangiare il classico bianco mangiare, cioè il gioco di parole, quello tradizionale, aromatizzato soltanto con un po' di vaniglia e fatto con del latte vaccino di qualità. Ho poi scoperto piacevolmente che questa ricetta, questa tipologia di pietanza, ha anche origini sarde. In Sardegna non so pronunciare come la chiamano, ma anche loro fanno un dolce molto molto buono a base di latte e zucchero, addensandolo poi con l'amido. E niente, fatta questa piccola spiegazione, adesso noi andremo a procedere passo passo nell'esecuzione della ricetta. Come vi dicevo, occorrono delle mandorle pelate, perché partiamo da una base appunto di mandorle. Si potrebbe optare tranquillamente acquistando o facendovi anche voi in casa il classico panetto di mandorle. Io invece, per semplificare il tutto e per darvi qualche nozione in più, ho deciso di tirar fuori il latte di mandorla direttamente dalle mandorle, così praticamente, come si suol dire, con una fava, due piccioni. In questo modo vi farò una doppia ricetta, anche se il titolo sarà quello del bianco mangiare alle mandorle. Allora, questo primo step, noi andremo appunto a tirar fuori il latte di mandorle dalle mandorle. Ci occorre un frullatore molto potente, io uso questa macchina che ha veramente una potenza notevole, perché dobbiamo frullare il tutto ad una velocità importante, delle mandorle, acqua e zucchero, né più né meno. Poi un colino che ci servirà per filtrare il tutto e abbiamo tutto l'occorrente per cominciare a fare il nostro latte di mandorla. Gli ingredienti durante la registrazione, perché li troverete comunque, come vi ho sempre detto, chi già mi segue da tempo, li troverete scritti giù in descrizione. Adesso che vi ho dato un po' di spiegazioni, iniziamo proprio dal punto di vista tecnico a fare questa ricetta. Allora, cominciamo col pesare le mandorle. E le andremo a versare nel nostro frullatore, nel bicchiere del frullatore. Poi l'acqua l'ho già presa poco fa, mi peso un po' di zucchero, ok, e basta. Cominciamo in questa prima fase a frullare le mandorle a secco. Questo ci favorirà la fuoriuscita degli oli essenziali, che poi porteranno un'aromaticità maggiore al latte di mandorle. Quindi per qualche secondo ad una bella velocità consistente soltanto le mandorle. Facciamo un piccolo check, perfetto. Adesso vi faccio vedere il risultato. Questo qui è la granulosità o la granulometria che deve avere la mandorla dopo che l'abbiamo frullata. Fatta questa operazione, adesso pian pianino inseriamo il mix di acqua e zucchero. Coperchio. Lo zucchero, tutto sommato, lo posso inserire in un solo colpo, non è un problema. E comincio a mettere pieno, faccio frullare a bassa velocità, inserisco un po' di acqua, metto il tappo e faccio andare. Schizza.
facciamo un check e vediamo a che punto siamo. Mamma mia, il profumo di mandorla è pazzesco, intensissimo proprio. Devo assaggiare. Niente. Una meraviglia. Adesso girate da questa parte e ve lo faccio vedere. Ed ecco qua il nostro latte di mandorla. Stupendo, profumo intensissimo. Adesso lo dobbiamo soltanto filtrare con un colino a maglie molto strette. Allora, un contenitore, colino a maglie molto strette e cominciamo a filtrare il composto. Questo che esce sotto ovviamente è il latte di mandorla già finito. All'interno del colino resterà una pasta di mandorle tritate, non buttatela perché è oro allo stato puro. Si possono fare dei biscotti, si possono fare dei pesti, la famosa ricotta di mandorla, quindi per i vegani, non buttatelo assolutamente. Conservatelo e vedrete che poi magari anch'io stesso vi suggerirò e vi farò un video su qualche riutilizzo di questo straordinario prodotto di chiamarlo di scarto è veramente molto molto offensivo, però è quello che diciamo, resta dalla lavorazione del latte di mandorla. Ok, abbiamo spremuto il più possibile, il latte è questo qua, vedete? Stupendo, meraviglioso, profumatissimo. Adesso il resto della mandorla tritata andremo a depositare in un piattino. Ecco qua. Ma vedete la consistenza di una ricotta, obiettivamente, no? Con questo ci possiamo fare quello che vogliamo. La seconda fase. Allora, di nuovo, bilancia, amido di mais, anche di questo troverete gli ingredienti e la grammatura nella descrizione del video. E insieme all'amido andremo a mettere lo zucchero. Ok, mischiamo bene bene i due composti e li andremo ad inserire all'interno del nostro latte di mandorla a temperatura ambiente. Facciamo questa operazione molto delicata, facciamo sciogliere bene bene tutto. Quindi se c'è da perdere un minutino in più, perdetelo, altrimenti quando lo andremo a mettere sul fuoco rischiamo che si possano formare dei grumi e rovinare poi la ricetta. Ci siamo, trasferiamo il tutto in un tegamino, fuoco dolce e facciamo addensare. Adesso vi avvicinate da questa parte così vedrete con i vostri occhi la densità che dobbiamo riuscire ad ottenere. Io nel frattempo verso nella pentola. Pentolino sul fuoco e stiamo lì, fuoco molto dolce, mescoliamo in continuazione. Non abbandonatelo, non lasciatelo sul fuoco e andate a fare altro perché rischiate di rovinare tutto. Adesso si sta cominciando ad addensare, vado giù di frusta. Questa qui è la consistenza. Tipo budino. Adesso trasferiamola rapidamente in appositi stampi, quelli che più vi piacciono, o più che altro quelli che avete. Adesso li andiamo a mettere in frigorifero 4-5 ore nel posto più freddo del frigorifero e poi possiamo cominciare a definire un piatto, decoratelo come volete. Io adesso vi faccio vedere come lo decorerò io e come lo presenterò. Quindi ci vediamo fra 4-5 ore, no? O il solito, no? Non bescantate. 4-5 ore sono per me, per voi, come al solito, soltanto pochi secondi e sono subito da voi. Quindi, un venite, restate ancora qualche secondo. Scorzette di limone tagliate in maniera sottile, poi
qualche goccia di cioccolato extra fondente 70% minimo, chiudiamo il tutto con un po' di menta per dare un'ulteriore freschezza al piatto. Non mi resta altro che, come al solito, mi devo sacrificare per voi, devo andare all'assaggio. Bedamage!